Va ora in onda Bianco, Rosso e... in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di RC Radio Conegliano e a tutte le telespettatrici e i telespettatori di Veneto Globe. Benvenuti a Bianco, Rosso e oggi ci troviamo ad affrontare finalmente una puntata che secondo me è una delle più interessanti dell'esame. Di cosa parliamo oggi, Claudia? Oggi finalmente riusciamo a tuffare il naso nel bicchiere. Oh no, questa mattina mi sono svegliata con un po' di raffreddore. Aia, non va mica tanto bene, E come al solito non mi fai assaggiare questo vino. Ancora un momentino. Allora dai, dici cosa dobbiamo fare. Allora, sicuramente non dovremmo avere un naso da Pinocchio né un Cyrano di Bergerac, non dovremmo arrivare a tuffare il naso fino a toccare il vino, assolutamente no, perché poi non dobbiamo liberare, come dire, le narici da quello che sale dal bicchiere e che non si rischi poi di annusare e si svenga, quindi che poi il vino non dia la testa, come dire, no? Effettivamente è vero. E poi una delle regole d'oro quando si approccia alla degustazione olfattiva, diciamola così, è: mi raccomando signore, piano, con i profumi, j'adore, no? E uomini, il dopobarba, un goccino, perché altrimenti si fa fatica a sentire quello che c'è nel bicchiere, anche se dopo un po' che c'è sto odore sotto il naso, cosa succede, Claudia? Rischiamo appunto la suefazione, dobbiamo liberare le narici da questi profumi, quindi c'è anche una correttezza nella gestualità, in poche parole, dell'esame olfattivo, che poi è questo quello che fa un degustatore. Quindi ci sono dei gesti. Intanto si deve impugnare il bicchiere sul fondo o sullo stelo, quindi sulla base e non sulla coppa. Quindi immaginiamo. Esattamente. Per questo appunto, per evitare che eventuali creme, profumi che si hanno addosso possano dar fastidio a quello che è il nostro olfatto. E si tuffa leggermente il naso all'interno del bicchiere, lo si ritrae, si rotea per ossigenare, per fare in modo che appunto gli aromi siano spinti verso l'esterno, e pian piano si riavvicina al naso, si discosta di nuovo il bicchiere, si alternano addirittura le narici, perché magari da una parte e dall'altra si possono carpire cose molto diverse. Ecco perché io stamattina mi sono svegliata che questa non funziona proprio, per fortuna posso usare l'altra. C'è sempre la seconda chance, come dire. Ecco. Poi non vi preoccupate, insomma, se non sentite proprio tutto, o vi siete svegliati come me con raffreddore, oppure capitano casi rarissimi in cui qualcuno non sente tutti i profumi. Sono veramente rari, e devo dire che è una sfortuna immensa, perché credo che l'olfatto sia uno dei sensi di cui siamo dotati migliori. Ma magari per certi odori, non so, magari... Certo, ok, va bene, però lo trovo sempre affascinante. Ok. Non parliamo di odori sgradevoli, insomma nel vino non andiamo a trovare questi, magari ogni tanto sarebbero dei difetti, però. Sarebbero dei difetti, ma insomma io pensavo ad altri odori piacevoli. Perfetto. Comunque queste sintomatologie si chiamano aneusmie. Che parolona difficile, la parolona difficile della giornata. Aneusmia. Difficile che uno non senta proprio niente, però è possibile che ci siano delle aneusmie specifiche, quindi anche magari se siamo più fortunati per questi odoracci sgradevoli. Comunque parliamo di olfatto, quindi parliamo di ricordi, immagini, pensieri. Esattamente. Poesia, insomma. Sì, allora, da stare ben attenti alle iperboli che ogni tanto qualche degustatore riesce a fare.
Ragazzi, se non avete annusato il biancospino, non parlate di biancospino, però è un'occasione per andare a sentire il profumo del biancospino. Esattamente, ecco. Quello che serve per arrivare a carpire gli odori che ci sono in un bicchiere del nostro vino è una questione più che altro di allenamento. Infatti diciamo che con lo studio si riesce a capire una certa divisione e si ha una certa comprensione di quello che all'interno del bicchiere bene o male si può sempre ritrovare, però diciamo che appunto è una questione di allenamento, quindi serve, io vi sfido e vi invito ad andare a fare la spesa di prodotti freschi e portare al naso proprio il prodotto che state acquistando per coglierne le essenze, fissarle nella memoria, e vi assicuro che quel bagaglio che avrete prima o poi salterà fuori, soprattutto se si pratica. Allora un suggerimento per fare qualche giochino alla 50 sfumature di grigio: vi bendate, vi fate bendare da qualcuno, poi fate quello che volete, ma magari prima vi fate passare qualche aroma sotto il naso e cercate di decifrare il descrittore. Quindi la problematica è non tanto quella di sentire gli odori, perché noi li sentiamo, però di mandare un input alla nostra testa e dire: questo sentore è esattamente questo. Questa è la difficoltà, ma non vi preoccupate, è solo questione di allenamento, come ha detto Claudia. Ma noi non possiamo togliere tutta la poesia poi comunque anche a questo senso, quindi se ogni tanto anche nel descrivere il vino vi vengono in mente, piuttosto che un descrittore preciso, certe immagini, il profumo della torta della nonna, piuttosto che il giardino dello zio, insomma poi... Infatti è questa la parte che io trovo più affascinante del tutto, perché quando ogni tanto metto il naso in qualche vino molto particolare, più che il profumo preciso, l'aroma preciso, mi ricalo in alcune situazioni magari dell'infanzia proprio, in cui ci sono queste associazioni. Infatti gli studi sull'olfatto sono molto particolari e interessanti, e vi invitiamo. Il senso della sopravvivenza. Una volta non c'erano le date di scadenza, si metteva il naso e si decideva se la roba era da buttare oppure da mangiare. Infatti è proprio per questo che diciamo che con il progresso e la tecnologia è uno dei sensi che, non dico che stiamo perdendo assolutamente, però i profumi e gli aromi sono circa 10.000 in natura, quindi bisogna darsi da fare. Esattamente. Che il naso così non si può progettare, nasi artificiali non sono così. No, ci sono sicuramente degli strumenti che vanno ad analizzare scientificamente quello che c'è all'interno del vino in quanto aromi, ma non è assolutamente quello che fa sì, anche se, perché io vi dico che questo vino sta da acetato di isoamile, forse voi mi prendete un po' per eccessiva. Vabbè che la parola di oggi è aneusmia. Sì, non andiamo troppo. Basta. Allora facciamo piazza pulita adesso, ricordi torta della nonna, zii, corse in costumino sul mare, facciamo un attimo di ordine, perché quando parliamo di vino comunque ci sono degli aromi preferenziali. Allora, ci sono dei parametri sicuramente da cui bisogna partire. 3 gruppi. Esattamente, abbiamo i profumi primari, che sono dati da quello che è il vitigno, l'aromaticità dell'uva, piuttosto che il vitigno coltivato in un determinato terreno o territorio. Esatto, quindi praticamente sono quelle molecole odorose che estraiamo direttamente dalla buccia e ci arrivano nel vino. Poi ci sono delle varietà che noi chiamiamo aromatiche, che sono ricche, tantissimo di questi sentori. Allora io vi posso dare qualche input, se sentite i moscati, i Traminer, piuttosto che il Gewürztraminer Alto Atesino, poi c'è il Sauvignon. Vi potete divertire, sbizzarrire con un sacco di aromi, di sentori che possono ricordare il floreale,
la frutta. Poi ricordatevi sempre, ecco, che questi sono aromi che noi andiamo a definire ricordando, non lo so, nel caso del Sauvignon il peperone, nel caso del Gewürztraminer la rosa, perché in natura sono comunque presenti. Quello del Gewürz è il geraniolo che è presente anche nella rosa, insomma. Sì, il nostro stesso glera è un semi-aromatico, la Esatto. pera è un tipico sentore che si può ritrovare nel prosecco. Esatto, però poi dalla buccia Si passa nel mosto. agli aromi secondari e quindi Esatto. ci ritroviamo di fronte agli aromi che vengono creati durante la fermentazione e saranno quegli aromi che vi porteranno nel luogo dove viene creato il vino, quindi in cantina mi viene in mente la poesia con il ribollir dei tini, ecco, quello è il tipico aroma secondario. È il Ecco. lievito che fa il suo mestiere, prevalentemente sono tutti quegli aromi molto molto fruttosi, ciliegia piuttosto che banana, che è il famoso acetato di isoamile che ho detto prima, ecco, adesso chiamatelo banana per piacere. E poi non ricordiamo come dimenticare anche i profumi che il lievito stesso lascia, quindi il profumo di pane piuttosto che di tostatura, La fragranza, la fragranza, esatto, e lì basta che vi prendete il lievito, è facile riconoscerlo immediatamente. E poi quindi arriviamo ai terziari, che sono invece quelli che riusciamo ad ottenere durante l'affinamento. E l'affinamento può avvenire in diversi modi, diciamo che quello che coinvolge un po' più l'evoluzione di questi aromi e la creazione di questi aromi è il legno, e quindi l'affinamento in botte arricchisce ulteriormente quello che è il nostro vino. c'è diciamo un dialogo tra il vino e il legno, quindi ci sono proprio delle sostanze che dal legno vengono cedute all'interno del vino, e quindi il vino che otteniamo alla fine sarà un po' un quibus, questo e quello. Alcuni descrittori che ci possono far pensare al legno, mi viene in mente un po' la vaniglia, che è una classica spia della barrique, poi dipende anche i legni come vengono tostati, eccetera, Certo. il tabacco, quindi sono tutti profumi. La provenienza del legno stesso, Esatto. la grandezza della botte, barrique o botte, perché Esatto. bisogna sempre stare attenti al rapporto che il vino ha con la grandezza appunto della botte. Più piccolo è il vino, più piccola è la botte, scusate, più a contatto è il vino, quindi più prenderà aromi e profumi. Più grande è, meno si riusciranno a carpire, l'intensità Esatto. sarà sicuramente diversa. Facciamo un po' di nuovo il punto della Punto. situazione, Ecco. quindi primari, secondari, terziari, quindi passate dal profumino di rosa, quello di banana, poi arriva quello del tabacco, quindi Le è un spezie. crescendo, le spezie, esatto. Ma che confusione Allora, diciamo Come che facciamo a trovare gli aromi giusti? per riassumere un pochino si può ulteriormente dividere questi profumi in delle sottocategorie. Secondo me all'interno di un vino avremo sempre fiori e frutta. Perché? Perché comunque si sta parlando di un prodotto che arriva da una pianta e da un frutto, e quindi frutta che può essere ciliegia, mela, pera. Quindi diciamo troviamo delle categorie un po' più grandi per evitare di non cercare magari proprio la mela, la pera subito, ci facciamo un'idea Sì, si parte da un fruttato che poi può essere più maturo, meno maturo, può Esatto. evolversi da una frutta ancora acerba addirittura ad arrivare a una confettura, a un frutto secco. E lo stesso con i fiori, giusto Karen? Però intanto voi partite, non vi preoccupate se non trovate subito il fiore, intanto andate in qualche serra a mettere un po' il naso, Sì. e poi andiamo avanti magari con qualche categoria che ci può venire in Abbiamo mente. un vegetale, un minerale, lo speziato come si diceva prima. Esatto. Il minerale è un po' più difficile, si trova solitamente in quei vini da terreni un po' calcarei o magari vicino al mare, che Vulcanici. prendono, sì, esatto, che prendono questi sentori proprio un po' più frizzantini, come dire. sì. Piuttosto che abbiamo degli aromi un po' particolari, quali gli cosiddetti eterei. Sì, ma vi abbiamo parlato del torchiato di Fregona qualche tempo fa,
fa, allora ritiratelo fuori così risentite un po' nei vini santi questo profumo alcolico, un po' di vecchi medicamenti, di farmaceutica che salta fuori nei vini. Insomma, ne avete di tutti i colori e di tutti gli odori. Esattamente. Si parte dal semplice per poi andare ad affrontare il particolare, soprattutto dipende dal vissuto di ognuno di voi. Se avete qualche aroma particolarmente sgradito, non vi preoccupate che lo sentirete immediatamente, per il resto dovrete allenarvi un pochino di più. Sì, decisamente, quindi vi sfidiamo anche a assaggiare dei vini giovani e poi crescere per proprio trovare queste differenze. Sarà anche difficilissimo trovare un vino che racchiuda primari, secondari e terziari, ma è possibile. Solitamente vedrete che riuscirete a trovare o i primi due o i secondi due, però sicuramente sarà un vino degno di nota, quello che racchiuderà tutti e tre gli aromi. Bene, allora abbiamo dato un po' di spunti per questa settimana per poter mettere il naso nel bicchiere. Magari cosa dici? Li facciamo anche assaggiare sto vino, altrimenti? Sì, perché comunque il retrogusto poi può corrispondere o meno al naso e può dare l'ultima sfumatura finale e chiudere l'esame olfattivo. Allora questo lo riprendiamo alla prossima puntata e noi vi salutiamo senza il bicchiere questa volta. Stasera usciamo a brindare, c'è una cosa da brindare oggi. Sì, quindi intanto noi annusiamo l'aria, voi annusate il vostro vino, noi ci alleniamo sempre così. Questa sera Claudia mi farà una cenetta speciale, già sento un buon brasato. Un brasato, l'hai messo su l'altro giorno. Più o meno. Ok, bene, e questa sera nella vostra cucina cominciate ad allenarvi. Bene, grazie, alla prossima e naso. Alla prossima puntata, ciao a tutti. Avete visto ed ascoltato Bianco, Rosso e in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori.